Allora, rieccoci in studio, stiamo parlando del terremoto in Abruzzo. Sembra che tra l'altro la lista delle vittime si stia allungando. Noi, come avevo detto prima, abbiamo in collegamento Don Giovanni Gatto, parroco di Tempera. Buonasera Don Giovanni. Buonasera, buonasera. Allora Don Giovanni, lei insomma, tutto sommato l'ha scampata... Sembra che ci sia un altro morto. L'ha scampata bella. Con un'altra scossa che è avvenuta ancora 2 anni fa. Sì, io mi sono salvato per miracolo, come dicevo, grazie a una cagna, la mia cagna, che purtroppo oggi è pure morta sotto un autobus, perché qui c'è sempre un via vai di gente, oggi mi è pure venuta a mancare. Comunque niente. Ecco, può raccontarci esattamente come è avvenuto, perché lei è ancora qui e può parlarci? Nel caso mio io mi sono svegliato nel cuore della notte, che mi ha svegliato la cagna che è venuta a grattarmi al viso, e che la chiesa mi era già crollata, che una chiesa del 1200 mi era già crollata e mi era entrata proprio dentro quasi in camera. Lì sono riuscito poi, grazie alla cagna, a uscire da un tunnel di macerie, non so nemmeno io come ho fatto. Sono uscito e sono piombato al mio giardino, e poi dal giardino non era ancora finita, perché là mi sono visto poi gente morire, perché ho sentito delle urla di agonia tremenda, e una casa di fronte a me che la stavo vedendo in piedi che mi è crollata davanti proprio. Ecco Don Giovanni, lei ha detto, lei tra l'altro ha mandato un messaggino ai suoi cari invitandoli a segnalare anche attraverso la nostra emittente che lei stava bene. Lei però... perché era girata una notizia da subito, perché i miei parrocchiani che mi chiamavano e si sono visti la chiesa crollata e anche mezza canonica ormai distrutta, avevano quasi pensato che ormai io ero andato, perché non rispondevo più, urlavano come matti, mi chiamavano, invece io in quel momento stavo ancora dormendo, e dopo sono riuscito a uscire, diciamo, dalle macerie, e dopo mi hanno tratto in salvo 3 parrocchiani con una scala, perché nel mio giardino c'è una muraglia alta che stava diventando pericolosa, e lì piano piano mi hanno calato. Lei comunque ha detto: io da qui non mi muovo, voglio stare qui con i miei parrocchiani. Sì, adesso sono qua all'accampamento, fino a che la salute me lo permette, perché questa sera adesso mi hanno portato a un altro accampamento, perché avrei bisogno anche di alcuni farmaci, perché ho anche subito un'operazione non tanto tempo fa e stavo anche in convalescenza, e vediamo un attimino adesso, perché proprio adesso sto qui all'accampamento che sto aspettando anche la visita di un medico, perché ci sono diversi accampamenti qua dove sono venuto adesso, a un paese vicino che è Paganica, dove c'è stato l'epicentro a quanto pare. Adesso ne farò anche visitare, perché ho avuto anche un intervento chirurgico allo stomaco abbastanza delicato, quindi comunque posso ringraziare veramente Dio di essere salvo. L'unica cosa che veramente lo strazio è una tragedia, è tremenda proprio. Oggi sembra che ci sia stato anche un altro morto, ma non sappiamo ancora dove. Me l'hanno comunicato prima. C'è stata un'altra forte scossa anche poco fa? Sì, io non l'ho avvertita perché stavo in macchina, che ho accompagnato delle persone per il... sto con i giornalisti, scusa, perché mi sta salutando la gente, mi hanno accompagnato, stavo portando delle persone per fare il gasolio alle macchine di rifornimento. In macchina abbiamo avvertito qualcosa, perché si avvertono pure in macchina, sono proprio delle scosse molto forti. Ecco Don Giovanni, lei adesso per la popolazione, insomma per Tempera, rappresenta anche un punto di riferimento, la gente ha perso tutto. Sì, la chiesa è crollata, adesso si tratta di tirare sugli animi di tante persone però si danno anche molto coraggio. Mi è capitato in questi giorni, lo dicevo anche oggi nell'intervista, mi si è fatta con voi questo pomeriggio, un ragazzo che è morto, giovane, 20 anni, il padre stesso dava coraggio a me, perché io stesso che ho preso la notizia della morte di questo giovane che era poi vicino a me, veramente non sapevo nemmeno io più cosa dire. Poi alla fine mi sono anche dato animo pure io, perché è sbagliato buttarsi giù, perché sennò dopo qua rischi veramente che non puoi dopo nemmeno più aiutare gli altri, quindi uno si dà più forza che può, e dopo c'è tanta unione, lo dicevo anche oggi, tanta fratellanza, perché ho notato anche parecchie persone, alcune anche del mio paese, che prima non si potevano vedere. A volte in queste occasioni proprio nasce poi quell'amore fraterno che ci deve essere sempre, in ogni momento, quindi probabilmente
situazioni di questo tipo riportano anche il bene. Riportano i rapporti come dovrebbero essere sì. sempre nella vita. Don Giovanni, noi la ringraziamo, un abbraccio forte da tutto il nord-est a lei e a queste popolazioni così duramente colpite. Grazie ancora.